Son tanti anni che costruisco così, costruivo per hobby qualche strumento musicale, ho costruito 2 chitarre, un violino, mezzo liuto e a un certo punto mi è venuto, non avevo mai provato a costruire un'arpa, ho provato a costruire un'arpa e l'ho fatto provare a qualche insegnante e le opinioni sono state molto positive, quindi mi sono detto proviamo a continuare, facciamone qualcun'altra e vediamo cosa viene fuori, insomma. È un lavoro abbastanza complesso perché parte già dal disegno dell'arpa, bisogna calcolare la giusta tensione delle corde, il calibro delle corde, in modo che l'arpa sia costruita strutturalmente, che funzioni strutturalmente, che non si rompa in pratica, perché la tensione di un'arpa piccolina, ci sono 300 kg di tensione, dai 250 a 300 kg più o meno, e una chitarra per esempio ha 50 kg di tensione, quindi la differenza è bella, è parecchia. Su un'arpa grande si arriva anche a 500-600 kg di tensione, quindi strutturalmente un'arpa deve essere costruita bene, deve resistere a questa grande tensione delle corde. Le corde sono molte, lunghe, grosse, pian piano si usano legni duri per fare tutta la struttura. Per la tavola armonica si usa l'abete rosso, quello di risonanza, non l'abete rosso rigatino, quello di risonanza che è più una qualità maggiore, la venatura è più stretta, deve essere tagliato di quarto, quindi deve essere molto verticale la vena. Di solito uso ciliegio e acero per la maggior parte. Adesso ho provato a prendere del bubinga, che è quel legno lì, che è un legno africano ancora più duro, e adesso proverò a farne una in quel legno lì. Comunque principalmente acero e ciliegio sono i legni che preferisco, quelli che conosco di più, quindi li lavoro un po' meglio, insomma. Non esiste uno standard per le arpe, ci sono delle arpe piccoline così, magari da 19-20 corde, soprattutto quelle medievali, tipo questa ha 21 corde, è un'arpa medievale e varia dalle 19-21 corde fino alle 36, questa ha 36 corde, 36 o anche 38. Hai pensato di buttarti a costruire qualche altro strumento? Ne hai fatto in passato? No, in passato ho fatto 2 chitarre, un violino, un liuto, ma è meglio concentrarsi su uno strumento alla volta, perché è complicato, ci si mette 200 ore a fare uno strumento e ti devi concentrare su quello, anche perché fai uno strumento, poi senti come suona e dopo devi fare e fai i cambiamenti necessari per migliorare quell'arpa, quindi devi farla un po' di volte prima che risulti un'arpa fatta bene, vendibile, diciamo, suonabile più che altro. E sì, fare altri strumenti vuol dire perdere tempo, e meglio concentrarsi su una cosa e farla al meglio.